una Clivense che è chiamata a dare continuità al risultato portato a casa contro l'Ambrosiana per tenere la testa della classifica e per tenere il distacco di 4 punti. Vediamo se i 5 uomini dello Schio si muoveranno in una determinata maniera. Attenzione, palla dietro. Ottimo scarico dietro da parte dello Schio, calcia il numero 3 forte ma calcia alto. Attenzione, Cibin si libera bene, attenzione sulla linea di fondo per Florian. Attenzione, imbucata per Dalligna, può metterla in mezzo. Attenzione, viene battuto il cross con una girata. Come testa dello Schio allontanato ancora, attenzione, Cordioli. Pallone sul fondo e il Camisano ha raddoppiato invece contro il Cornedo. Tanta attenzione perché viene battuto il calcio d'angolo, Pavoni respinge bene coi pugni. Attenzione alla battuta, attenzione, palla fuori, è uno schema. Attenzione, l'ha messo fuori. Che attenzione, rischia e sbaglia. Attenzione, Polo. Attenzione, tiro. Palo. Attenzione, Antenucci sulla linea, traversa linea. Attenzione, ancora Sissé. Polo ancora. Sissé. Murato. E finisce con il primo tempo con un'azione incredibile. Ed eccoci qui tornati per il secondo tempo della partita fra Schio e Clivense, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Attenzione per Cordioli che prova la botta per il 7, attenzione, pallone allargato per il 4, attenzione, in area, il tiro e Pavoni mette il pallone sul palo. Cibin si accentra, ancora per Cordioli che tenta la botta. Ottima parata da parte del portiere dello Schio. Ottimo Bragagnolo a chiudere. Attenzione ancora il 3, il cross. E bella parata di Pavoni che mette la palla in calcio d'angolo. Attenzione. Florian al centro dell'area. Si gira. Attenzione, Cibin può puntare. Va sul fondo. Cibin. Ora il cross. Attenzione. Di testa. Con l'occasione incredibile per Baleato appena entrato, perché è Richiello, attenzione per Venitucci, il tiro, la parata del portiere, però ottima occasione. Attenzione, palla in area di rigore per lo Schio. Attenzione, palla toccata, cross in mezzo, attenzione, Antenucci! Ha segnato Andrea Antenucci con la 9 al 92esimo. Battuto male la rimessa, ma c'è Bragagnolo che recupera bene palla. E finisce qui. La Clivense batte con un gol nel finale lo Schio. Finisce così, calcio Schio 0, Clivense 1. 3 punti fondamentali per la Clivense in trasferta.